Eccoci in diretta con la nostra prima edizione in questo sabato 17 gennaio in cui ci sono davvero tante cose da raccontare. Cronaca dal territorio, torneremo sulla morte a Teolo di Annabella Martinelli, ma andremo anche a Vicenza tra non molto a vedere cosa sta succedendo alla Fiera Oro, perché ci sono contestazioni in corso, lo sapete bene, non è la prima volta e lì abbiamo i nostri colleghi naturalmente della redazione di Vicenza, ma parleremo anche di furti e poi parleremo necessariamente di Olimpiadi. Domani la fiamma olimpica arriverà in Veneto. A Belluno c'è stata stamattina la presentazione dei mezzi di soccorso che verranno impiegati per le Olimpiadi, quindi davvero tanta carne al fuoco in questo sabato. Noi però andiamo subito agli aggiornamenti che i colleghi della redazione di Padova ci hanno inviato sulla morte di Annabella, un cerotto trovato sulla bocca della studentessa sparita da casa il giorno dell'Epifania, trovata poi, lo sapete, impiccata sui colli giovedì sera. Per gli inquirenti potrebbe esserselo messo da sola, ma approfondimenti sono in corso. Martedì sarà svolta l'autopsia sul corpo della 22enne. Sarà l'autopsia a fugare ogni dubbio. Verrà eseguita martedì sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne trovata senza vita nel bosco a Teolo, impiccata a un albero. La procura è già ragionevolmente certa che non siano coinvolte altre persone e che si tratti di un gesto volontario, ma si cerca la conferma definitiva degli scontri tecnici. Molti i tasselli delle indagini che portano a questa conclusione. L'ultimo particolare che emerge è quello di un cerotto trovato sulla bocca della ragazza, che potrebbe esserselo però applicato da sola. Il giorno dei funerali, ancora da stabilire, sarà proclamato il lutto cittadino a Teolo, mentre i familiari, genitori e altri parenti di Annabella hanno deposto dei fiori sul luogo del ritrovamento, mantenendo però il silenzio che li ha accompagnati nel loro dolore dal giorno della scomparsa, il 6 gennaio. Un caso questo che necessariamente ha profondamente scosso non solo l'opinione pubblica ma anche le istituzioni, molti messaggi di vicinanza alla famiglia della ragazza. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha detto: stiamo lavorando perché nelle case di comunità ci possa essere anche lo psicologo di base. Quello che poi possiamo fare a livello regionale è istituire la figura dello psicologo di base, una figura che abbiamo proposto in campagna elettorale nel nostro programma di governo, ma che deve essere integrata sempre di più nella struttura sanitaria del nostro territorio. È scosso da quanto accaduto e dalla morte di Annabella Martinelli il presidente del Veneto Alberto Stefani, che parla del disagio giovanile come di una vera e propria emergenza di cui le istituzioni devono farsi carico. Fatti come questo ci ricordano la necessità di fronteggiare il disagio giovanile. Ancora una volta abbiamo situazioni che illuminano una emergenza vera e propria, quella del disagio giovanile, che noi dobbiamo riuscire ad intercettare con una strategia multilivello, non solo nelle scuole. Colpito da quanto accaduto in queste ore, il presidente del Veneto delinea i tratti dello psicologo di base che agirà in dialogo con le strutture sanitarie del territorio e con i medici di famiglia. Una ipotesi che abbiamo in programma è quella di poterla integrare nelle case di comunità. Noi abbiamo oltre 99 case di comunità in via di realizzazione, tra l'altro con un ottimo stato di avanzamento. In questi mesi, nelle prossime settimane, io girerò le case di comunità anche per verificare lo stato appunto di attuazione di questa grande nuova riforma che deriva dal DM 77, che oggi trova realtà anche in Veneto e che soprattutto può essere costruita tenendo conto delle esigenze del territorio. A San Giovanni Luppatoto nel Veronese angoscia e cresce naturalmente la preoccupazione di ora in ora per la scomparsa di Diego Baroni, 14enne, che lo scorso 12 gennaio ha fatto perdere le proprie tracce e non è più tornato a casa. Il ragazzino era uscito alle 6:45 per prendere il bus che lo avrebbe dovuto portare all'Istituto Professionale Giorgi di Verona, ma non è mai arrivata a scuola. La mamma ha lanciato un appello sui social e presentato denuncia ai carabinieri. Le ricerche finora
finora non hanno dato esito. L'ultimo avvistamento del 14enne è avvenuto davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, dove ad alcune amiche ha detto che era diretto a Milano per raggiungere degli amici dei quali la famiglia non è però a conoscenza, e proprio in una zona del capoluogo lombardo è stato infatti agganciato per l'ultima volta il cellulare del ragazzo. Chiederei appunto per un ulteriore dettaglio su questo alla regia di mostrarci l'home page del Corriere del Veneto, perché Diego, scomparso a 14 anni, la procura si sta muovendo rispetto a questa vicenda. È stato aperto, riferisce il quotidiano, un fascicolo per cercare di svolgere evidentemente indagini più approfondite su questa sparizione che tanto sta preoccupando naturalmente la famiglia e l'intera comunità del paese. Torniamo alla scomparsa ancora senza risposte di un altro giovane, Matteo Vendramin, 31 anni. Di lui non si hanno più notizie da ottobre. È scomparso nella zona di San Pietro di Feletto, siamo nel Trevigiano. I familiari chiedono alla prefettura di Treviso di riprendere le ricerche su quello che a distanza di mesi è diventato ormai un mistero. Profondiamo in uno stallo, in un vuoto di informazioni. L'unica cosa che posso dire è che abbiamo presentato una nuova richiesta alla prefettura e siamo in attesa di una risposta per fare una nuova perlustrazione e allargando, diciamo, un po' l'area del territorio. A più di 3 mesi dalla scomparsa, i familiari di Matteo Vendramin non abbandonano la speranza, non possono e non vogliono farlo. Da qui il loro nuovo appello perché la macchina delle ricerche si rimetta in moto, ma zia Lucilla si rivolge a tutti indistintamente. Nel caso in cui Matteo si sia allontanato, rinnovo l'appello a tutti, a chiunque lo intravedesse. Naturalmente avrà una sembianza diversa, quindi non più curato come è stato nei primi giorni della sua scomparsa. Chiedo a tutti di tenere alta l'attenzione. L'ultimo avvistamento di Matteo Vendramin risale al 7 ottobre del 2025, era un martedì a Rua di San Pietro di Feletto, a circa 20 minuti dalla sua abitazione di Conegliano. Le telecamere di un'abitazione privata lo riprendono mentre passeggia con le mani in tasca e lo sguardo basso. Seguono giorni di mobilitazione, le ricerche riprendono e si sospendono più volte. Io trovo che sia intollerabile accettare questa cosa. Non è pensabile, appunto, che con i mezzi che ci sono non ci sia nessuna traccia della persona, e la famiglia, la società intera ha diritto ad avere delle risposte, perché anche questa è sicurezza. I familiari in queste lunghe settimane sono supportati dall'Associazione Penelope, un appoggio a 360 gradi. Cerchiamo di portare un supporto sia psicologico che tecnico e anche legale per aiutare la famiglia a ritrovare Matteo. Il giovane, laureato in scienze e tecnologie alimentari, aveva un buon lavoro, nulla faceva presagire una fuga volontaria. Restano l'angoscia e tanti interrogativi. A marzo Matteo compie gli anni, compirà 32 anni, quindi l'inizio, diciamo, della vita, il diritto ad avere un futuro, quindi aiutateci a ritrovarlo. Cambiamo pagina. A Venezia adesso si allarga il numero di indagati nell'inchiesta su presunti fondi illeciti utilizzati durante la campagna elettorale 2020 del sindaco Brugnaro. Ora sono 6 le persone per le quali i PM hanno chiesto il rinvio a giudizio. Ce ne riferiscono Edi Caliman con Francesca Pezzo. Si aggiunge una sesta persona sull'inchiesta sui relativi fondi illeciti della campagna elettorale del secondo mandato del sindaco Luigi Brugnaro. Si tratta di Stefano Schiavon, legale, rappresentante di Venezia 2025, che è la struttura creata proprio per gestire la seconda campagna elettorale dell'attuale sindaco, ma che è anche nel consiglio direttivo di un'impresa comune. Non è possibile che quindi queste spese, i soldi che venivano spesi
spostati da una realtà all'altra, quindi da Venezia 2025 a un'impresa comune che fa riferimento proprio al sindaco Brugnaro, avvenissero tramite un sistema che, a detta dei pubblici ministeri, serviva proprio a superare il tetto di spesa previsto da quello che la legge elettorale di fatto stabilisce, un tetto di spesa per la campagna elettorale di 330.000 euro, superati in questa seconda campagna elettorale del sindaco Brugnaro di ben $500.000. Si tratta infatti di 513.000 euro in più rispetto ai 330 previsti. Continua dunque l'indagine su i presunti fondi illeciti. L'udienza preliminare si terrà il prossimo 2 aprile, in cui compariranno davanti al giudice proprio lo stesso Brugnaro insieme a Morris Ceron, direttore generale del Comune di Venezia e capo di gabinetto, indicato però nelle carte della Procura in qualità di numero 1 di un'impresa comune, associazione, come abbiamo detto, creata all'alba proprio della prima corsa del sindaco H. Farsetti nel 2015. Il terzo nome è quello di Walter Bianchi, amministratore del Consorzio di Produzione e Sviluppo del Nord-Est, che ha finanziato con circa 200.000 euro la macchina del attuale sindaco, indicandolo come versamento liberale. Poi ci sono altre 2 persone. Quello che è certo è che si tratta di una questione puramente di tempistiche, come fa riferimento la Guardia di Finanza, che ha denunciato proprio la Procura questi illeciti. Infatti i soldi sarebbero pervenuti prima dell'inizio della campagna elettorale, ma classificati come spese elettorali, invece non come erogazioni liberali. C'è da chiarire quali siano i nodi, infatti, del perché, visto che le associazioni di riferimento al sindaco e di fatto in capo a lui non si fosse il sindaco stesso proprio autofinanziato senza appunto chiedere questi fondi. Queste indagini continueranno, udienza quindi il 2 aprile. Queste le novità da Venezia, è tutto. Grazie a Eli Caliman, naturalmente, e a Francesca Pezzo per la parte tecnica. Allora, siamo in grado di collegarci, eccoli qua, con Daniele Garbin e Andrea Benetti, che sono alla Fiera Oro, dove da questa mattina c'è una mobilitazione in corso. Come sta andando, Daniele, a te? Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. In questo momento siamo precisamente davanti alla stazione, ma come hai anticipato la mobilitazione del popolo Vicenza per la Palestina ha cominciato questa mattina fin dalla sede davanti alla fiera che è stata inaugurata ieri, la Fiera dell'Oro, per fare un blocco, praticamente realizzare un checkpoint per simulare quello che il popolo palestinese vive a Gaza. Ecco, in questo momento è un momento anche delicato, di tensione. Il collega Andrea Benetti vi sta facendo vedere un braccio di ferro, comunque un momento di tensione tra le forze dell'ordine antisommossa e i manifestanti, che stanno proprio bloccando i pullman che dalla stazione, i bus navetta, stanno portando i visitatori in fiera. Insomma, è anche questo in questo momento un altro modo di manifestare la contrarietà o comunque l'opposizione a che cosa? Come Angela Rotella del Vicenza per la Palestina, ecco, tra gli organizzatori e i partecipanti. Cosa significa questa azione? Allora, le azioni che abbiamo in programma questa giornata è per ribadire che alla Fiera dell'Oro e dei Diamanti partecipano espositori che hanno sedi in Israele, che sono israeliane, hanno rapporti economici solidi con Israele, e quello che chiediamo a chi organizza questa fiera, che è Italian Exhibition Group, di cui è socio anche il Comune di Vicenza, di fare in modo che non ci siano più affari all'interno della fiera che vadano ad arricchire un'economia che è quella di uno Stato che è colpevole di genocidio, secondo anche il pronunciamento della Corte internazionale di giustizia del 26 gennaio 2024. Quello che ci tengo a precisare è che è un obbligo che gli Stati e tutti gli enti pubblici rispettino quello che è la Convenzione sul genocidio, e quindi Israele dovrebbe essere soggetto a sanzioni. Quindi noi assistiamo veramente a un capovolgimento della realtà. Uno Stato
Stato colpevole di genocidio con un primo ministro criminale di guerra viene accolto in tutte le kermesse, quindi alla Fiera dell'Oro, all'Ecomondo di Rimini, a Singapore, ad Hong Kong. Ricordiamo che ci sarà la squadra israeliana alle prossime Olimpiadi di Cortina, all'Eurovision. Noi quello che chiediamo che venga applicato il diritto internazionale. Senta, ecco, c'è una giornata comunque di iniziativa, per il momento bisogna dire pacifica, perché eclatanti ovviamente, adesso è stato fatto partire un bus, tra un po' insomma verrà centellinato, anche questa mattina si è svolta pacificamente, però ricordiamo che è successo invece quella tensione, l'altra edizione sempre tra una parte dei manifestanti e le forze dell'ordine. Perché bisogna arrivare anche a questo? Anche oggi sarà possibile che ci siano disordini? No, le nostre iniziative saranno pacifiche ma determinate, come la nostra determinazione è quella di lavorare affinché venga riconosciuto il diritto ad un popolo di esistere, ed è veramente, io credo che la violenza sia anche la violenza delle istituzioni che continuano a sostenere uno Stato colpevole di gravi violazioni. Noi abbiamo un governo che è quello di Meloni, che ha continuato ad inviare armi, in autunno l'esercito israeliano, che ricordiamo l'ha compiuto dei crimini efferati nella striscia di Gaza, ma non lo diciamo noi, lo dicono le Nazioni Unite e lo dicono le più grandi organizzazioni umanitarie, a Pratica di Mare, vicino Pomezia, ci sono state delle esercitazioni di Odysseid, che è una delle aziende che rifornisce, aziende israeliane che rifornisce di armi l'esercito israeliano. Cosa deve fare Israele ancora di più su un popolo perché venga sanzionato? Guardi, a proposito di manifestazioni anche per i diritti, ovviamente c'è chi ha sollevato anche la questione, la preferenza o comunque la percentuale maggiore di iniziative per il popolo della Palestina e non rispetto per esempio per le donne dell'Iran o quella situazione o il Venezuela. Ecco, cosa rispondete a questa critica? Allora, guardi, io posso dire che personalmente sono 25 anni che mi occupo della questione palestinese, perché ho avuto la fortuna anche di vivere tipo nella striscia di Gaza come operatrice internazionale, e quindi per me è diventata una cosa che fa parte di me. Ho degli amici che hanno perso figli, casa, quindi lei capisce che poi c'è anche una sorta di legame affettivo, proprio perché io ho amici là dentro. Ovvio che io ho a cuore tutti i diritti umani dovunque vengano calpestati. Sull'Iran mi domando, dopo aver visto la Libia e dopo aver visto anche la Siria, se si può pensare che una forza esterna come Israele, per esempio, intervenga per liberare l'Iran. Io penso che questo sia assolutamente fantascienza e sia propaganda. Certo, in Iran c'è un regime che io credo che gli iraniani, che è un popolo straordinario, hanno gli strumenti e la forza per decidere da solo quale strada prendere. Bene, allora intanto grazie. Le iniziative proseguiranno anche nel pomeriggio alle 15? Sì, nel pomeriggio alle 15 saremo davanti con un altro presidio sempre pacifico, questa volta davanti alla fiera, per ribadire proprio il fatto che Israele basa la sua economia sul taglio e sulla lavorazione dei diamanti. È il momento di dire che i diamanti di Israele non devono più circolare liberamente nel mondo. Grazie, allora intanto noi ovviamente seguiremo anche questo evento. Per il momento da Vicenza è tutto, a voi la linea. Ah, ok, no, ecco, allora ricordiamo che si accennava a questo problema, insomma, nel pomeriggio. Sappiamo, ecco, che verranno poi anche le vie limitrofe. Ci sono già delle aziende, avete già visto dei comportamenti o qualche azienda che si rende conto di quello che sta succedendo? Allora, devo dire che noi in queste settimane abbiamo lavorato soprattutto per avere un rapporto con l'amministrazione comunale, a cui abbiamo consegnato anche un report in cui abbiamo fatto, tramite delle ricerche indipendenti, abbiamo presentato i risultati delle nostre ricerche. Che all'interno della fiera, anche in questa edizione, ci saranno aziende, come dicevo, con legami o con sedi in Israele, quindi io non so come reagiranno questi espositori, che secondo noi non ci dovrebbero essere, proprio perché, come sostengono anche autorevoli giuristi, l'economia israeliana si basa anche su questa materia, che forse è la seconda esportazione al mondo. Allora, se ci sono degli studi anche apparsi sul Sole 24 Ore che dicono che sanzionare Israele significherebbe, anche per esempio su una materia come i diamanti, significherebbe fermare quella macchina di guerra, ci chiediamo, ma se non ora quando
quando si devono fare queste cose. Noi siamo pacifici, determinati, non ci facciamo spaventare perché siamo dalla parte giusta della storia, quella dei diritti dei popoli. Grazie allora Angela anche per questo report ovviamente che è stato impegnativo realizzare. Sì. Intanto grazie, allora per il momento da Vicenza è tutto, proseguiremo poi a seguire il resto della manifestazione. A voi la linea. Grazie a Daniele Garbina, Andrea Benetti, grazie all'ospite naturalmente, seguiremo da vicino quello che sta succedendo alla Fiera Oro di Vicenza. Apriamo però adesso, se il collegamento, eccolo qua, è già pronto, apriamo la pagina relativa ai furti perché su da Fregona si stanno preparando, eccolo qua, lo vedo, il nostro Christian Arboit con Tommaso Migot. Stiamo tornando a parlare di furti ogni giorno. Christian, cos'è successo a Fregona? Un fatto particolarmente grave. Assolutamente Lina, un fatto particolarmente grave che racconta molto di questo periodo di allerta, di allarme che riguarda le città, riguarda Treviso, Mogliano, Conegliano, Castelfranco, ma riguarda anche i piccoli borghi, i territori più periferici. Siamo a Fregona nella località di Osigo, in via Danese, alle porte della borgata, alle porte della frazione. Qui con me c'è il sindaco Giacomo De Luca, c'è anche una residente, grazie per essere qui con noi, che anche lei ha assistito appunto a quello che vi stiamo raccontando, un furto in abitazione che ha avuto delle conseguenze. Il furto è iniziato appunto, è stato perpetrato all'interno di questa abitazione. Abbiamo parlato poco fa con la signora Susi, che però non se la sente di venire in diretta con noi. È entrata in casa, è arrivata a casa con la sua auto, parcheggiando la sua auto alle 5:45 del pomeriggio, poi entrando appunto in casa si è accorta, ha sentito un vociare in lingua straniera, ha acceso la luce e i ladri si sono dati alla fuga attraverso il terrazzino. Da lì appunto è iniziata la loro corsa attraverso i cortili delle case. Quella sera c'era anche la signora Anna. Signora Anna, lei che cosa ha visto? Ha visto i ladri in fuga? Io sono uscita fuori e ho visto due ragazzi che correvano di corsa su dietro qua. Ho corso dietro dopo loro hanno saltato il muretto qui dietro e fuori fino sulla strada. Quindi lei non ha avuto timore, si è messa a rincorrerli? Sì, li ho rincorsi fin dietro casa. E dopo hanno saltato il cancello qui dietro, dopo di conseguenza il prato davanti alla casa qui, e hanno saltato di nuovo la ringhiera e sono andati sulla strada. Come delle cavallette? Cavallette. Erano velocissimi, ma velocissimi. Erano travisati? No, secondo me erano molto giovani. In quanti erano? Ma due. La signora Susi ci ha raccontato, perché appunto ci sono anche delle immagini di videosorveglianza, di soggetti 1,80 m, particolarmente agili e magri. Agilissimi perché una cosa spaventosa. Saltare il cancello dietro, proprio velocissimi. Secondo me avranno avuto, ma erano giovani secondo me, non potevano avere 40 anni, cioè per me erano ragazzi giovanissimi. Lei, signora Anna, quindi ha capito che erano dei ladri in fuga e non ha avuto paura, si è messa a rincorrere? Perché sono venute fuori e li ho visti di corsa e li ho rincorsi fin dietro casa qua. E gli ho detto fermi, vi ho visto, però ormai idea. A lei hanno detto qualcosa in particolare? No, via di corsa, sentivo che dicevano via, però... Perché so che invece ad un altro vicino di casa che li ha rincorsi, che poi andremo magari a incontrare, hanno detto una cosa specifica. Sì, hanno detto fermo perché ti sparo. Perché forse erano armati? Non lo so, questo non posso dirlo. Lei lo rifarebbe anche alla luce di quello che hanno detto al suo vicino di casa? In che senso? Lei, cioè, li rincorrerebbe nuovamente? Oddio, sul momento li ho rincorsi, però adesso non so proprio se è proprio una cosa... Sì.
Cioè, forse Sindaco, cosa diciamo, Sindaco De Luca? Che dica, questa è la zona anche dove sono nato, io sono nato proprio là, quindi è una zona che mi dispiace che abbiano toccato anche questa zona, però ragazzi sono dei giovani che corrono, che sono abituati, forse hanno anche qualche appoggio da qualche parte, perché è impossibile che conoscano tutte le vie di uscita e tutto quanto. Insomma. Anche perché arrivare qui a Osigo non è proprio facilissimo. È facile poi arrivare in questa zona qui. Osigo, il comune per fortuna è posizionato in una ottima posizione perché ci sono solo 2 strade di fuga, quindi è anche uno scoraggiamento per i delinquenti. Però si vede che ultimamente stanno imparando anche le varie vie, perché per arrivare qui non è che sia molto facile, uno deve conoscere la zona, quindi specie per saltare dentro su questa zona qui dove ci sono delle belle villette, quindi avranno pensato che ci fossero anche tanti soldi, penso. Senta, Sindaco, lei è molto attento, molto sensibile ai temi della sicurezza. Più o meno un anno fa era finito anche sui media nazionali dopo che noi avevamo raccontato la sua storia. Lei è anche il vigile del paese sostanzialmente, perché Fregona non ha ancora un vigile, insomma l'abbiamo vista con la paletta e quant'altro. Sì. Ma si sta continuando, quando abbiamo qualche avvisaglia, qualcuno mi avverte, andiamo a vedere queste cose, però devo ringraziare che più che fare il sottoscritto sono da ringraziare i carabinieri che passano 2 volte sia a Osigo che a Mezzavilla Sonego, la sera soprattutto, e quindi sono un deterrente molto forte. L'area è monitorata? L'area è monitorata continuamente e anche le persone si interessano, si sta dando da fare, quindi non è facile venire a Fregona e non essere scoperti. Poi la gente è molto curiosa e molto attenta a queste cose. Insomma, signora Anna, lei è un po' la dimostrazione. Sì. Perché io ero in casa e mi è arrivata una telefonata che mi hanno detto: Anna, attenta che fuori ci sono i ladri. Hanno saltato il cancello, io sono venuta fuori di corsa. Quindi li avevano già li avevano già avvistati e lei era già stata avvisata, quindi insomma l'informazione è stata tempestiva. Mi hanno telefonato e mi ha detto: Anna, attenzione che ci sono i ladri fuori casa tua che hanno saltato il cancello lì da Sereno. E allora sono venuta fuori e in quel momento li ho visti correre qua e su per la strada qui dietro, hanno saltato e fuori. Senta Sindaco, appunto dicevamo, lei fa anche il vigile urbano, ma fra un po' arriva il vigile urbano a Fregona. Sì, adesso facciamo la selezione, mi pare il 28, e dopo si farà la scelta fra quelli quello che vince verrà assunto, insomma. Però in generale però resta il tema della sicurezza, dei furti, insomma. Io sono convinto che un vigile non è che possa risolvere il problema. Io sono per la unione fra i vigili, farò 20-25 vigili in modo che possano coprire l'area per tutte le 24 ore, così il vigile che lavora in un comune alle 3 alle 4 del pomeriggio smette e quindi non ha la copertura totale. Sì, può sentire la gente al resto, ma se ci fosse un'unione di comuni con i vigili, tutti quanti i comuni che abbiano il vigile 20-25 comuni, si potrebbe risolvere. Abbiamo chiesto a Vittoria, forse prima non ci sentiva, adesso comincia a sentirci. Perché potrebbe mettere a disposizione anche le sue risorse per un comando di polizia locale intercomunale. Possono fare i turni e tutto quanto, no? Perché sennò un vigile cosa fa? Alle 8 di mattina fino alle 4 del pomeriggio, dal lunedì e venerdì, ma ha risolto il problema. Non è che possa fare di notte il resto, perché il controllo va fatto soprattutto dopo le 5. Sindaco, grazie davvero, grazie signora Anna. No. Grazie signora Anna, gentilissima, davvero. Allora, adesso andiamo anche dal signore, proviamo a intercettare anche il signore che è stato minacciato dai ladri. Lina, questo è il clima a Osigo di Fregona, vedi, insomma il paese si è mobilitato, questa è la storia della signora Anna e di altre persone che quella sera hanno rincorso i ladri. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie a Cristian Arboit e Tommaso Migot. Avete sentito davvero una mobilitazione generale, questa è la forza dei piccoli centri, come ha specificato il sindaco. Allora, noi adesso ci spostiamo a Padova con Federico Fusetti e Francesco Rattai perché i carabinieri hanno eseguito 5 misure cautelari per sfruttamento della prostituzione con i carabinieri di Cittadella, appunto, che hanno svolto questa indagine. Federico, a te buongiorno.
Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, hai detto bene, è proprio così, un'operazione dei carabinieri della compagnia di Cittadella. Ringraziamo il comandante della compagnia Alberto Cavenaghi, il maggiore Alberto Cavenaghi. Un'operazione, un'indagine che andava avanti da mesi e che si è conclusa, viene da dire proprio poche ore fa, perché avete lavorato tutta la notte. Ci riassume un po' cos'è accaduto. Il risultato è quello che diceva la nostra collega, con le 5 misure arrivate dalla procura, una quarantina le ragazze coinvolte, anche con diciamo un funzionamento, un sistema di organizzazione molto diciamo approfondito da parte di questi soggetti, e un giro d'affari immagino anche molto cospicuo. Sì, buongiorno, grazie. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Cittadella nel corso della nottata hanno appunto dato esecuzione a 5 misure cautelari emesse nei confronti di altrettanti soggetti che sono indiziati di aver architettato un vero e proprio sistema di induzione, gestione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione. Il tutto per il tramite di 2 società, di 2 persone giuridiche, delle quali erano gestori in particolar modo 2 personaggi di quelli interessati dalle misure di oggi, che davano una parvenza di legittimità all'attività che veniva svolta all'interno del nightclub. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Padova sono iniziate con alcuni accertamenti incidentali da parte delle stazioni carabinieri e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cittadella, che nel corso del normale controllo del territorio hanno rilevato già a settembre 2024 una cospicua quantità di spostamenti e movimenti di giovani donne italiane e anche straniere tra 2 strutture ricettive di Borgorico e Campo San Piero e questo nightclub con sede in Campo San Piero. Gli accertamenti successivamente svolti hanno consentito di comprendere come i 5 promotori di questo sistema di sfruttamento della prostituzione avessero dato una veste di legittimità per il tramite di questo night gestito da un'associazione culturale per la promozione del volontariato, con veri e propri contratti anche di assunzione di queste giovani donne che potevano risultare ragazze immagine piuttosto che figuranti di sala. Quindi in apparenza era tutto regolare? In apparenza era assolutamente tutto regolare, addirittura con contratti di lavoro diciamo capestro da poche decine di euro proprio con bonifici a favore di queste ragazze. In realtà l'attività vera e propria, sistematica e continua veniva svolta anche con una certa pubblicità insomma, tra i clienti all'interno dei privé del nightclub, dove si consumavano veri e propri rapporti sessuali per il tramite di intermediazione, accordo con i promotori del sistema, ai quali poi le donne, nell'immediatezza della conclusione di questi atti sessuali, consegnavano in contanti quanto appena dato all'interno del privé al cliente e pattuito precedentemente, ovvero facevano pagare il cliente con vere e proprie transazioni bancomat giustificate poi come consumazioni. Quindi pensate addirittura col POS. I provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, che ha concordato con l'analisi anche e con l'indagine finanziaria svolta dal nucleo operativo dei Carabinieri di Cittadella, una vera e propria indagine patrimoniale, ha portato a indagare 2 di questi soggetti promotori anche per autoriciclaggio, perché le somme che prendevano subito dopo la consumazione degli atti sessuali nei privé venivano reinvestite in modo legittimo nel circuito dell'economia legale per il tramite delle 2 persone giuridiche, all'interno delle quali venivano svolte operazioni finanziarie o bancarie proprio da questi 2 promotori, e la destinazione finale di questi soldi ripuliti sostanzialmente era o il rifinanziamento dell'attività illecita in sé, ovvero l'utilizzo personale da parte di questi 2 soggetti. Nel contesto è stato sequestrato con decreto di sequestro preventivo del GIP sia il nightclub che una somma di circa 12.440 euro per parti equivalenti ai 2 soggetti in questione. Questi 5 soggetti, alcuni sono anche agli arresti al momento. 3 di loro sono agli arresti domiciliari, mentre 2 hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora. Grazie al maggiore Alberto Cavenaghi, buon lavoro alla compagnia di Cittadella. Lina, io e Francesco Ratai ti restituiamo la linea, poi ovviamente nei telegiornali insomma, approfondiremo ulteriormente. Grazie Federico, grazie naturalmente al tuo ospite. Noi andiamo avanti con la cronaca di queste ultime ore. A conclusione di una mirata attività di indagine avviata a seguito di una rissa che si era verificata il 27 agosto in via Zara a Mogliano, i carabinieri hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari che hanno riguardato 8 giovani tra i 19 e i 26 anni, 4 tunisini, 2 albanesi, 2 italiani, indagati a vario titolo per rissa aggravata in concorso. Uno dei contendenti
in quella circostanza un tunisino era rimasto ferito a un braccio da un coccio di bottiglia, riportando una prognosi di 20 giorni. L'identificazione dei presunti responsabili è stata possibile grazie alle telecamere di videosorveglianza e ai testimoni. Vedete quello che è stato rinvenuto e sequestrato nell'abitazione di uno dei due giovani italiani: un tirapugno, un coltello a serramanico e dell'hashish. In un'altra abitazione una pistola semiautomatica priva del tappo rosso, 3 pugnali di varie lunghezze, un bastone sfollagente telescopico. I due italiani di 26 e 20 anni sono stati denunciati quindi anche per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegali di armi, quindi davvero lo vedete una dotazione non da poco. E poi c'è un'altra rissa che ha avuto dei risvolti, parliamo di quella che il 5 novembre è avvenuta negli spazi di proprietà della parrocchia di Romano Dezzelino, siamo alle porte di Bassano del Grappa. Il parroco stesso aveva chiamato i carabinieri per raccontare che negli spazi attigui al centro parrocchiale si era verificata una rissa con dei ragazzi anche minorenni. I carabinieri a distanza di poco più di 2 mesi hanno identificato e denunciato 3 minorenni e un maggiorenne. Pare che ci fosse stata una diatriba tra 2 minori maturata sui social, che si sono dati appuntamento nel piazzale antistante la chiesa per, diciamo così, chiarire, ma trovatisi faccia a faccia la situazione è degenerata e sono volati pugni eccetera, a cui si sono aggiunti anche altri soggetti, da qui poi l'iniziativa dei carabinieri. Le strade invece nel Bellunese ci spostiamo per darvi conto di 2 incidenti che si sono verificati tra la serata di ieri e la mattina di oggi. 22:40 siamo a Domegge di Cadore, vedete le immagini, uscita autonoma di questa autovettura finita in una scarpata, siamo sulla strada statale 51 bis con i vigili del fuoco di Pieve di Cadore che hanno recuperato il veicolo. Il conducente, malgrado appunto la macchina, lo vedete, sia piuttosto mal ridotta, non si è fatto per fortuna granché, è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo con l'aiuto di alcuni passanti ed è stato trasportato in pronto soccorso. Qui invece le immagini vanno a Feltre, siamo alle 5 di questa mattina. Incidente che ha coinvolto un'autovettura, anche qui la squadra proveniente dalla sede centrale dei pompieri ha provveduto alla messa in sicurezza e per fortuna anche in questo caso non ci sono feriti. Ora torniamo invece nel veneziano con l'omicidio di Sergiu Tarna e gli aggiornamenti. Il presunto complice del vigile ritenuto responsabile del delitto, Riccardo Salvagno, ecco, il complice Andrea Vescovo, arrestato mercoledì, non sta bene ed è provato, sono le parole di uno dei suoi avvocati difensori, mentre si cerca di capire chi abbia sparato quella notte effettivamente al 25enne. Non sta bene, quello è sicuro, non sta molto bene, molto provato, quindi sì, in questo momento è veramente molto, molto in difficoltà, quindi non sta bene. A parlare uno degli avvocati difensori, l'altro è Federico Fogal. Di Andrea Vescovo, detto Vischio, il 38enne di Spinea, arrestato mercoledì e ritenuto il presunto complice di Riccardo Salvagno per l'omicidio di Sergiu Tarna. Nel primo interrogatorio davanti a giudice e PM il 38enne si è avvalso della facoltà di non rispondere e al momento i suoi legali hanno deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione. Vescovo, che vive a Spinea insieme alla mamma e al compagno di lei, viene descritto come una persona fragile provata dalla perdita del padre in età adolescenziale e qualche anno fa da quella del fratello. Da allora avrebbe iniziato a dover assumere farmaci, oltre a essere seguito dal centro di salute mentale.
Se ha sbagliato pagherà, ha dichiarato il compagno della donna, secondo cui però non può essere stato vescovo a sparare. E questo è uno dei tanti punti da chiarire. Chi ha sparato quella sera al barman 25enne? Nell'interrogatorio Salvagno avrebbe detto agli inquirenti che quella notte fu il suo amico a tenere l'arma in mano, arma in dotazione alla polizia locale di Venezia assegnata a Salvagno, che ancora non si trova. E poi c'è il video, attorno a cui si concentrerebbe il movente, un filmato che avrebbe potuto distruggere la carriera di Salvagno, registrato di nascosto da Darna, ma il suo legale ribadisce altri concetti. Salvagno non ha mai parlato di transessuale, ha parlato di una prostituta in generale, quindi senza entrare neppure nello specifico qualificatorio della persona con cui si stava relazionando. Non ho mai sentito, lo ribadisco, parlare di stupro, non ho mai sentito di un soggetto drogato. Lunedì farò accesso al fascicolo sperando che ci sia qualcosa in più rispetto a quello che ho già, e magari mi farò un'idea anche parzialmente diversa. Intanto emergono ulteriori dettagli sul rapporto tra i due. La mattina del 4 gennaio, secondo i tabulati telefonici, Salvagno avrebbe scritto all'amico vescovo dalla Spagna, dove era fuggito salvo rientrare in Italia all'indomani, e scusandosi, dicendogli di essere preoccupato e di aver sbagliato tutto. Torniamo alla cronaca dei furti, andiamo nel Bassanese. Aveva rubato la valigia a uno studente universitario appena salito sul bus per Trento, è stato incastrato un quarantenne che risulta essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. È stato grazie al GPS collegato a un computer che gli agenti del commissariato di polizia di Bassano hanno rintracciato la valigia che era stata rubata a uno studente universitario sull'autobus e denunciare per furto aggravato un uomo di 40 anni residente in città. I fatti risalgono allo scorso 30 novembre, quando il giovane aveva preso la corriera per recarsi all'Università di Trento e in quell'occasione aveva depositato la valigia con dentro effetti personali e un PC nel vano bagagli. Una volta giunto a destinazione, questa era sparita. È stata sporta denuncia. Proprio grazie al GPS la polizia è riuscita a rintracciare il bagaglio rinvenuto nel vano tecnico di un condominio in Viale Venezia. Il materiale è stato restituito al legittimo proprietario. A seguito delle indagini, gli agenti hanno identificato l'autore del furto. Il quarantenne si era infatti impossessato della valigia prima che il bus per Trento partisse da Bassano e si era allontanato passando per la stazione ferroviaria. Proprio dalle telecamere della videosorveglianza il soggetto è stato immortalato e incastrato. Allora, prima di fermarci per qualche minuto di pubblicità, andiamo a Belluno con le immagini e le voci della cerimonia di presentazione avvenuta finita pochi minuti fa, dei mezzi sanitari speciali che saranno messi in campo per le Olimpiadi di Milano Cortina. Era presente anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, alla sua prima uscita a Belluno nel nuovo ruolo. Direi che oggi è stata rappresentata in maniera molto importante la capacità di fare sinergia tra enti, associazioni, realtà del territorio e per le Olimpiadi, ma soprattutto per il post Olimpiadi, questa grande forza è un grande investimento per il nostro Veneto. Un investimento anche dal punto di vista sanitario? Assolutamente sì, abbiamo una nuova realtà che nascerà, ma soprattutto oggi siamo qui per inaugurare questi mezzi speciali di soccorso che poi saranno utilizzati, ne parlavo prima, anche in altri contesti, quindi in tutto il territorio del Veneto, per garantire ovviamente la possibilità che l'eredità delle Olimpiadi sia un'eredità capace di portare i propri frutti, e soprattutto questa sarà la sfida anche della politica. La prima uscita a Belluno da Presidente della Regione, che cosa dice ai bellunesi? Beh, che oltre a essere una provincia straordinaria, della gente davvero straordinaria, sono una provincia che ha saputo accogliere questa sfida e che soprattutto saprà fare di questa sfida tesoro. Noi saremo al loro fianco, ma la Regione del Veneto sarà ovviamente al completo per affrontare questa nuova frontiera che dovremo essere capaci di affrontare soprattutto da marzo, da aprile in poi. È un investimento importante, 1,5 milioni il costo dell'acquisto appunto di questi mezzi. Ricordiamo che sono 7 ambulanze attrezzate
attrezzate ad automedica, 5 quad, un furgone per le maxi emergenze e un pick-up, quindi un numero importante di mezzi che naturalmente serviranno durante il periodo olimpico, ma che sono stati acquisiti per poi essere portati nel territorio del Veneto in maniera tale da rispondere al meglio a quelle che sono le esigenze della nostra comunità. Quindi mezzi non per le Olimpiadi, ma anche per le Olimpiadi, ma soprattutto per il nostro territorio. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, naturalmente rimanete con noi. Eccoci di nuovo in diretta con la nostra prima edizione di oggi. Alleggeriamo prima di tornare ai temi più seri. Andiamo da Lucio Zanato in diretta dalla splendida cornice di Ca del Poggio, perché è stata presentata l'edizione 2026 di Carnevali di Marca, quindi pronti con le sfilate. Lucio. Sì, esatto Lina, buongiorno a te, buongiorno agli amici di Antena 3. Perché? Perché qui come dire, siamo un po' più leggeri, dopo tante notizie di cronaca eccetera, ci voleva un sorriso, e il sorriso arriva da domani con i Carnevali di Marca. Sono con il presidente Alfredo Bezzo, perché sono tanti gli appuntamenti per un mese, perché siamo esattamente a un mese dal martedì grasso, 17 febbraio ve lo ricordo, e in questi appuntamenti tante le famiglie che sono invitate a partecipare gratuitamente a queste sfilate di bellezza, però sfilate in sicurezza. Esatto, il calendario parte da domani a Tarso, con la sfilata di Tarso, per arrivare a conclusione martedì grasso a Treviso. Sfilata in sicurezza, appunto, perché noi vogliamo che le famiglie che vengono a partecipare possano vedere, apprezzare un bellissimo spettacolo, ma che si sentano assolutamente sicure e percepiscono la possibilità di non avere nessun fastidio. E per fare questo abbiamo tanti volontari addetti a questo scopo, su indicazione appunto della polizia locale e della questura, in modo da dare sicurezza ai vari spettatori, per esempio da qualche numero, da una ventina, trentina nelle sfilate più piccole, fino ad arrivare a quasi un centinaio di addetti nella sfilata di Treviso. A proposito di Treviso, notizia per i trevigiani, si ripete il circuito dell'anno scorso, dopo tante prove, controprove, idee, eccetera. Pare che insomma stavolta l'abbiamo beccata giusta. È vero. Da quando organizziamo a Treviso, ogni anno abbiamo dovuto modificare il percorso per motivi X di vario tipo. Finalmente abbiamo un percorso come quello dell'anno scorso, e quindi anche per chi viene a vedere la sfilata si ritroverà in una situazione, diciamo, di normalità. Ecco, su Treviso ci saranno altre cose, ma ci sarà un'altra conferenza stampa dedicata, quindi non sveliamo che cosa bolle in pentola, però sveliamo tante altre cose legate alla marca. Ad esempio sono con Silvia Sartorel, che è consigliere, però devo dire stupenda presentatrice di questa conferenza stampa, che ci ha subito regalato una new entry, cioè Casale sul Sile. Casale sul Sile dal 1985 non aveva una sfilata, nel 2026 torna ad avere una sfilata sulla strada provinciale, quindi una gran kermesse con una comunità che ci aspetta. Poi invece abbiamo anche le sfilate notturne che ci sono, ma sono anche un po' implementate. Scende il buio, in alcune serate aumenta la magia, alcuni carri a cui piace tantissimo sfileranno a Santa Lucia di Piave il 7 di febbraio, il 14 febbraio, giorno di San Valentino, potete festeggiare con noi a Zenson di Piave, e il 15 a Roncade. Ecco, va detto anche lì un'altra cosa, che ci prende talmente tanto l'idea di sfilare le varie comunità che anche gli amministratori locali hanno deciso di vestirsi in maschera, quindi in alcune realtà vedremo i sindaci con, che ne so, anche il naso rosso, tipo quello di Sbirulino, tanto per intenderci. Dove in particolare? Tutto è partito qualche anno fa con l'amministrazione comunale di Zenson di Piave, che si è vestita a tema e sfilando con tutti gli altri partecipanti ha lanciato la sfida. Farra di Soligola accolta, Carbonera lo stesso, e quest'anno siamo pronti a vedere chi si vestirà in maschera. Poi un'altra cosa altrettanto importante, intanto quanta gente vi aspettate complessivamente? Abbiamo un obiettivo che sono le 300.000 presenze, vogliamo cercare di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per raggiungerlo. E poi va detto che noi trasmetteremo in diretta la sfilata di Treviso.
un grande plus da qualche anno che ci fa essere ancora più vicini ai cittadini, ancora più vicini a tutti quelli che amano il carnevale e che del carnevale sentono ancora la magia e l'allegria, e quindi noi arriveremo fortunatamente, grazie ad Antena 3, nelle case di tutti i trevigiani e non solo. Questo perché per chi per mille motivi non può partecipare fisicamente, pur essendo tutto in sicurezza, vuole comunque vedersi la sfilata, e questo riguarda soprattutto le persone anziane, i disabili, insomma chi non si può muovere, quindi il servizio viene garantito da noi, ma viene garantito soprattutto dalla bellezza, perché qui si parla di 9.000, mi pare, abbiamo 9.000 figuranti, più di 100 carri nelle 23 sfilate appunto della Marca Trevigiana, alcolizzate Carnevale di Marca. E poi un'altra cosa importante, sempre detta, c'è anche una lotteria, il primo premio addirittura un'automobile nuova di zecca, non vi diciamo che modello, lo vedrete poi successivamente, però è una lotteria anche di solidarietà. Assolutamente sì, è una lotteria abbinata a carnevali con la beneficenza rivolta ad associazioni che si occupano del territorio, segnalate dai comuni e dalle Proloco appartenenti al calendario. Insomma, grande festa, grande divertimento, solidarietà, insomma tutti elementi positivi, però l'ultimo saluto lo vogliamo da Sbirulino, che è la mascotte. Ciao a tutti, vi aspetto ai Carnevali di Marca, ciao! E con questo è tutto, a te Lina con un sorriso. Grazie Lucio, grazie ai tuoi ospiti. Allora, con un sorriso noi cerchiamo di trovare col nostro ospite il buono anche su un tema di tutt'altro genere. Ringrazio e saluto naturalmente sempre per la disponibilità Antonio Pone, che è direttore generale vicario dell'INPS. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, noi approfittiamo sempre, Trevigiano, abbiamo insomma un trevigiano anche ai posti apicali dell'INPS, e per cui ci porta notizie fresche, diciamo, perché sono materie queste che interessano tutti, non parliamo solo di pensioni, parliamo di bonus, parliamo delle novità che porta il nuovo ISEE 2026 e le opportunità naturalmente che ci sono anche per i cittadini per far fronte a un periodo che non è semplice, no, direttore, per le famiglie, per gli anziani. Allora partiamo dalla legge di bilancio, dalla manovra 2026, e che novità porta? Partiamo da quelle positive. Allora, diciamo che è una legge di bilancio sfidante, perché siamo ancora all'interno di un contesto in cui i conti pubblici sono oggetto, come dire, di osservazione da parte dell'Unione Europea, con una procedura di infrazione per deficit da cui stiamo uscendo, devo dire, brillantemente, meglio degli altri paesi europei, e come sempre i cittadini attendono novità positive dalla legge di bilancio, soprattutto sotto un profilo di quelli che possono essere interventi che possano, in una fase che poi è una fase post-inflazione degli ultimi anni, avere un sostegno, diciamo, importante del reddito. L'altro appuntamento tradizionale riguarda le novità sulle pensioni, sempre nella legge di bilancio, perché è quel momento in cui, come dire, si chiude una discussione che di solito dura tutto l'anno su quali saranno le possibilità di flessibilità in uscita. Diciamo che per il contesto che vi dicevo, in un contesto in cui poi il sistema previdenziale è anche sfidato dalla sfida demografica, dal fatto, ed è un fatto positivo, dell'incremento delle aspettative di vita, che ovviamente fanno sì che ormai una donna a breve avrà un'aspettativa di vita che tocca quasi i 90 anni, quindi l'uomo sta crescendo molto velocemente, più velocemente delle donne, sta quasi raggiungendo, sta recuperando, quindi questi sono aspetti che vanno nella direzione appunto di costringere in qualche maniera a intervenire. Ecco, diciamo che quest'anno è l'ultimo anno in cui avremo un'anticipata con 41 o 42 anni per l'accesso a pensione, a seconda se femmine o maschi, e 10 mesi, perché dal prossimo anno, 2027, scattano gli aumenti per l'aspettativa di vita, prima un mese nel 2027 e poi nel 2028 3 mesi, legati a che cosa? Appunto all'incremento delle aspettative di vita certificato dall'Istat. Di positivo in questo senso c'è la conferma del cosiddetto bonus Giorgetti, cioè la possibilità di rimanere in servizio al lavoro oltre il requisito per il pensionamento, in particolare quota 103, ma da quest'anno anche l'anticipata, che diciamo è in qualche modo un requisito che si va ad aggiungere, quindi il lavoratore che rimane ha diritto ad avere la quota di contributi a suo carico, che non viene versata all'istituto dal datore di lavoro, ma viene trattenuta nella sua busta paga, e quindi un incremento di quello che è l'importo della busta paga
diciamo, che viene ricevuto. È un aspetto che sta riscontrando un discreto successo perché è conveniente per effetto della leva fiscale ed è tanto più conveniente al crescere del livello delle retribuzioni. È confermata anche l'APE sociale, quindi una forma di flessibilità in particolare per soggetti che sono in particolari condizioni, in particolare quindi disoccupati, i caregiver, gli invalidi civili, i lavoratori che hanno svolto attività gravose e che hanno almeno 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contribuzione, 36 nel caso dei gravosi. È confermata tutta l'impostazione sui riscatti. Ricorderete che qualche settimana fa, qualche mese fa, in prossimità della legge di bilancio, sembrava che si intervenisse sui riscatti in una logica di ridurne l'impatto a favore del versante ai fini della pensione. Tutto questo è assolutamente rientrato, anzi c'è, come dire, una tendenza, devo dire, all'incremento delle domande di riscatto molto importante, se ne è parlato sui giornali in questi giorni. Perché? Perché proprio per effetto dell'incremento delle aspettative di vita e del progressivo incrementare i requisiti, ricordo che per esempio quest'anno non sarà confermata opzione donna e non viene confermata quota 103, che peraltro facevano registrare comunque numeri modesti in termini di adesione. Molte persone per raggiungere il requisito dell'anticipata e quindi andare in pensione con un requisito ridotto rispetto a quello anagrafico della vecchiaia, che oggi supera i 67 anni, hanno, come dire, appeal, comincia ad avere l'appeal, torna ad avere un appeal proprio il riscatto. Infatti c'è un forte incremento delle domande e abbiamo visto in settimana un rapporto complessivo sull'andamento pensionistico presentato a Montecitorio con dati dell'istituto. Assistiamo sempre di più a un aumento delle pensioni di vecchiaia, una diminuzione, diciamo, delle pensioni cosiddette anticipate, le vecchie anzianità. È confermata anche il vantaggio per i precoci. I precoci sono anche sterilizzati rispetto all'incremento delle aspettative di vita, quindi andranno con 41 anni di contribuzione e anche in questo caso di chi stiamo parlando? Stiamo parlando delle persone che hanno almeno 12 mesi di contribuzione prima di quando avevano raggiunto i 19 anni di età, cioè hanno cominciato a lavorare presto. C'è l'incremento delle pensioni cosiddette minime o maggiorazione sociale o incremento al milione, quindi per i pensionati da 70 anni in su che siano invalidi civili c'è un incremento, diciamo, che viene aggiornato rispetto all'anno precedente, si passa da 588 euro a 608 euro mensili per 13 mesi e anche il limite di reddito entro il quale si può conseguire la maggiorazione viene elevato, passando da 7.644 a 7.904 euro annui. C'è un importante intervento sul piano della genitorialità, della tutela della genitorialità, che è un tema che sarà il tema dei prossimi anni perché la sfida demografica, l'inverno demografico è qualcosa che, come dire, ogni paese industrializzato sta dovendo affrontare. Voi anche quest'anno, immaginiamo, direttore, avete visto l'ennesimo contraccolpo, no? In questa piramide contributiva che diventa sempre più problematica. Non c'è dubbio e l'Italia in questo senso ne è afflitta più di altri paesi perché per tutta una serie di motivi comunque, diciamo, questo calo è iniziato prima e quindi ci sono proprio anche meno mamme, quindi anche a riuscire a far fare più figli alle donne in età fertile, queste se le andiamo a parametrare sullo stesso, come dire, sullo stesso piano in altri paesi sono più numerose. Quindi diciamo c'è anche un tema che già iniziamo a scontare le minori natalità, diciamo a partire dagli anni 90, dagli anni 10, perché? Perché questi si stanno traducendo in meno donne in età fertile, quindi questo sarà un tema importante. Ecco, non a caso si interviene sull'estensione dei congedi parentali fino a 14 anni, troverete proprio oggi commentata sulla stampa economica la circolare che l'INPS ha emanato ieri, viene potenziato il congedo per malattia per figlio,
Il bonus mamme di cui si è parlato sarà operativo, è già operativo con quest'anno, e quindi c'è un bonus ponte rispetto a un esonero contributivo ad hoc che partirà l'anno prossimo per le mamme. Il bonus ponte sarà di 60 euro mensili, esentasse NOISEE, quindi che non rileva anche a quei fini, a domanda, e per redditi inferiori a 40.000 euro, quindi insomma in cui sicuramente saranno molte le potenziali mamme interessate. È previsto nella legge di bilancio un esonero contributivo alle lavoratrici madri che riguarda le mamme con almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni, prive di impiego da almeno 6 mesi, assunte dal 1° di gennaio di quest'anno, ed è un esonero importante perché il 100% dei contributi fino al limite massimo di 8.000 euro, questo per spingere e incentivare l'occupazione femminile in un contesto in cui è uno degli elementi che ha anche un potenziale, oltre a, come dire, tutela della genitorialità e libertà per la donna di essere madre, di avere questa duplicità anche di condizione, madre e lavoratrice, ma anche, come dire, nella logica di incentivare l'occupazione femminile, che è uno degli aspetti su cui questo Paese deve fare ancora molta strada rispetto ai partner europei. E da ultimo è stata prolungata fino all'anno di vita di età del bambino la sostituzione della lavoratrice in maternità. Quindi questo dà la possibilità di avere che la lavoratrice rientra e per affiancamento, diciamo così, chi è andato a sostituire la lavoratrice potrà rimanere fino a un anno di età del bambino, in questo senso, diciamo, agevolando anche quei percorsi di flessibilità di orario che la mamma, soprattutto nei primi mesi di vita del bambino, può avere la necessità di godere. Chiedo scusa direttore, qui entra in campo sia chi deve chiedere questi bonus, sia le aziende naturalmente per adeguarsi. Non c'è dubbio, la tutela della genitorialità passa attraverso una partnership tra Stato, aziende e lavoratrici e lavoratori, perché è sempre più importante l'intervento che si farà per cercare di portare anche i papà a fruire dei congedi e dare una mano concreta alla donna lavoratrice in una logica di pari opportunità, di uguaglianza e di sostegno reciproco, no? Di questa progettualità importante che è appunto la nascita, che per il Paese è un bene strategico. Interventi previsti importanti, sempre latenti, diciamo, sul piano previdenziale, riguardano in particolare il silenzio assenso per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione, per quanto riguarda la destinazione del TFR in azienda o a previdenza complementare. Quindi silenzio in assenza sostanzialmente di comunicazione diversa da parte del lavoratore. Il TFR sarà destinato alla forma complementare di previdenza individuata dal contratto collettivo applicato a quel lavoratore da quell'azienda in quel settore. C'è una facoltà di rinuncia da operare entro 60 giorni, e questo è un altro intervento importante. Dicevamo, cambiano le regole ISEE, magari lo vediamo tra un attimo. Con riferimento al tema del sostegno alle buste paga, volevo sottolineare 2 interventi per il recupero del potere d'acquisto: un'imposta sostitutiva del 5%, quindi agevolata per quelli che sono gli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti negli anni 2024, 2025 e 2026. Cosa significa? Significa che quegli incrementi contrattuali non saranno tassati, tra virgolette, per quella che è l'aliquota IRPEF del lavoratore o della lavoratrice, diciamo così, complessiva, anche quindi marginale, ma saranno oggetto di una tassazione separata a un'aliquota molto vantaggiosa, il 5%. L'aliquota diventa ancora più vantaggiosa, l'1% di imposta sostitutiva per il 2026 e per il 2027, fino a 5.000 euro, per quelli che sono i premi di risultato e le quote di partecipazione agli utili dei lavoratori. Quindi questo è un altro intervento ulteriore che va nella logica, insomma, di far percepire un intervento anche numerico che porti le persone a sterilizzarsi almeno in parte degli effetti di una inflazione che in qualche modo in questi anni abbiamo visto essersi incrementata. Abbiamo tenuto a Roma proprio in settimana il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, un convegno molto importante in cui sono state rese note tutta una serie di analisi su quello che è stato l'impatto dell'inflazione sui salari reali in questi ultimi anni. E da ultimo la rottamazione quinques, è la quinta rottamazione per chi ha in qualche modo
delle cartelle e ha diciamo, dei debiti da onorare nei confronti diciamo, dello Stato, dei creditori pubblici, c'è una modalità di definizione agevolata, è la quinta diciamo, edizione, quindi per brevità non mi soffermo sulle sue caratteristiche, ma è comunque un altro intervento che cerca di venire incontro a contribuenti e cittadini che possono essere in difficoltà. E poi c'è il cambio delle regole ISEE. Bravissima, allora, direttore, lei è una macchina quando parte con i dati, la ringraziamo molto. Allora andiamo a vedere proprio un servizio con le voci dei trevigiani sull'inflazione, perché il Veneto, ai noi, risulta essere dai dati, poi ci dirà se il convegno a cui ha partecipato conferma effettivamente questa visione, la terza regione italiana per aggravio di spesa per quanto riguarda naturalmente le famiglie, dietro a Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, quindi evidentemente un nord-est più caro, decisamente più caro, con percentuali dell'1,7% in più, quindi sensibili. Sentiamo. Siamo andati fuori budget su tutto, proprio su tutto. Vedo che i prezzi sono molto lievitati. Non si può vivere più, cara. Diventiamo sempre più poveri, non sappiamo cosa dobbiamo fare e vediamo un po' che il governo cosa ci offre adesso. È la verità questa, sa. Gente stanno sulla soglia della povertà. Si cerca di stare attenti alle spese che si fanno, cercando di risparmiare sul superfluo se si può, cercando comunque di togliersi delle piccole soddisfazioni. Adesso quando si va a fare la spesa, i 50 euro, con i 50 euro non si compra più quello che si comprava una volta, esci che hai 3 cose nel carrello e hai speso 50 euro così. Sì, ma tutto, qualsiasi cosa non ha più il prezzo di una volta. E dall'altra parte gli stipendi però sono aumentati. Dipende, io abito in Australia, per cui è relativamente economica rispetto all'Australia. Dipende, immagino che sia tutta questione di potere d'acquisto. Io vengo dalla Puglia, quindi la differenza è enorme tra giù e su. Secondo me è molto importante anche l'educazione all'acquisto, oltre a mantenere dei prezzi che siano adeguati agli stipendi, perché gli stipendi sono bassi rispetto ai prezzi che ci sono fuori. Ecco, queste le voci che confermano un po' quello che dicevamo, direttore, cosa ne pensa? Ricordiamo la spinta inflazionistica che noi abbiamo registrato in epoca immediatamente post-Covid è stata legata da un lato alla guerra in Ucraina e all'incremento dei costi di energia, che ovviamente essendo materie prime si riflettono su tutti i costi poi industriali e dei servizi. In più abbiamo vissuto anche una stagione in cui una certa lievitazione dei prezzi è stata legata anche a scelte di, come dire, sostegno all'economia, cito per esempio il super bonus, ma anche altre che in quel contesto lì in cui c'era un rischio di una recessione, diciamo, i governi dell'epoca hanno ritenuto di porre in essere, ed è stato un fenomeno comunque mondiale quello dell'inflazione. L'analisi che ha fatto l'Istituto proprio questa settimana ha reso nota è appunto un'analisi che è andata a vedere qual è stata la capacità di recupero sui salari reali, perché chiaramente quando avvengono, ma insomma chi come me diciamo, non è giovanissimo, si ricorda molto bene, anni 70, anni 80, quello che è stato l'impatto delle crisi petrolifere, quel 73-74, quella del 79 sui salari. All'epoca poi c'era il tema della contingenza, l'aggancio, no? Il famoso referendum, la scala mobile, quanto è stato oggetto in qualche maniera questo tema dei salari reali di dibattito anche politico negli anni. Ecco, come dicevo prima, nella legge di bilancio, pur essendo una legge di bilancio che, come ho voluto premettere, è una legge che tiene conto del fatto che siamo sotto osservazione per quanto riguarda il deficit, ne stiamo, come dicevo, uscendo brillantemente, comunque cerca di dare un aiuto facendo quelle due cose che ho detto prima, cioè sostanzialmente defiscalizzare o comunque tassare in modo separato, un'aliquota estremamente agevolata, gli incrementi contrattuali, cioè quella che è stata la risposta che aziende e sindacati a livello contrattuale hanno cercato di dare in termini retributivi per il recupero anche, diciamo così, dell'inflazione, e poi soprattutto in maniera estremamente agevolata, dicevo l'1%, la quota di remunerazione del lavoratore che corrisponde a che cosa? Premi di risultato e quote di partecipazione agli utili. Premi di risultato e quote di partecipazione agli utili in una logica di spingere anche
forme di condivisione di governance con i lavoratori da parte delle aziende. Sappiamo che c'è tutto, anche in questo caso, un movimento in cui è molto attivo proprio il nord-est, devo dire, con dei centri di pensiero a livello locale in cui insomma si sta cercando di capire come possano essere valorizzate ulteriormente queste forme, ma soprattutto anche nella logica di incrementare la produttività, che è un altro tema, una sfida strategica per il sistema paese. Quindi, volendo alzare sostanzialmente il netto in busta paga, si cerca di privilegiare attraverso la defiscalizzazione che cosa? La parte di retribuzione che è collegata ad esempio agli incrementi di produttività. Benissimo, allora questo. Poi lei faceva accenno alle novità 2026 dell'ISEE che in qualche maniera cerca di essere più aderente proprio come strumento di supporto e di aiuto a quelle che sono le esigenze del cittadino, delle famiglie, è così? Sì, c'è una novità importantissima che è sostanzialmente quella che viene introdotta una franchigia per la prima casa, quindi sostanzialmente la prima casa inizia a rilevare ai fini ISEE a partire da una certa quota, da un certo valore dell'immobile in su. Il valore è sostanzialmente 91.500 euro, ma può diventare 120.000, anzi diventa 120.000 quando parliamo di nuclei che risiedono in aree metropolitane. Questa franchigia può aumentare di 2.500 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi per esempio un nucleo che risieda a Milano e abbia 3 figli può avere complessivamente una franchigia che arriva a 125.000 euro. Da questo punto di vista quindi diventa un'estensione importante, diciamo così, di chi può accedere a certe prestazioni perché avrà una neutralizzazione dell'importo, diciamo, a livello di patrimonio immobiliare legato alla prima casa. E quali sono le prestazioni che, come dire, si potranno avvantaggiare? Beh, l'assegno di inclusione, il supporto formazione lavoro, l'assegno unico, il bonus nido e il bonus nuove nascite. Quindi vedete anche in questo caso il ritorno, no, del sostegno alla genitorialità. Erano stati esclusi e continueranno a essere esclusi dalla rilevanza gli investimenti immobiliari fino a 50.000 euro in buoni fruttiferi postali, libretti di risparmio, titoli di Stato, diciamo in quelle che sono le tradizionali forme di investimento della famiglia di carattere prudenziale e conservativo, mentre sono inclusi nell'ISEE a livello di patrimonio immobiliare le giacenze in valuta estera tenute all'estero, le criptoattività e le rimesse di denaro che in qualche modo si ricevono dall'estero. Altro elemento molto importante è che si va sempre di più nella logica della DSU precompilata, che diventa con la legge di bilancio prioritaria, quindi sostanzialmente salvo la necessità di integrare, si parte e CAF partiranno dalla precompilata. C'è un perimetro più ampio di amministrazioni che conferisce dati e quindi questo consente di avere già veramente un quadro molto molto completo e che insomma, dovrebbe agevolare la dichiarazione ISEE. Ricordiamo che la prima di inizio anno è gratuita e quindi sostanzialmente al cittadino è un servizio che viene offerto gratuitamente perché poi diciamo, il costo di quella DSU è sostenuto da parte dello Stato. Ecco, quindi direttore, c'è questo e poi c'è naturalmente diciamo, la mole di cittadini che fanno richiesta per i vari bonus. Come sta andando? Perché lei tante volte ci ha detto, attenzione, che tante di queste risorse magari non vengono sfruttate e spieghiamo anche magari quali sono nell'imminenza le cose da fare rispetto alle opportunità vecchie e nuove. Allora, su questo c'è un progetto molto importante su cui l'Istituto sarà chiamato a dare un aiuto perché sostanzialmente si creerà un portale delle prestazioni assistenziali in cui sostanzialmente si va a fare anche un po' un censimento di tutto quello che viene fruito ai vari livelli ed erogato anche ai vari livelli, perché per esempio sul sostegno alla genitorialità vi sono interventi che sono erogati da parte dell'INPS, ma poi ci sono interventi che sono erogati dalle regioni, ci sono interventi che sono erogati dai comuni, ci sono, come dire, prestazioni
ulteriori che però, come dire, affluiscono in maniera non tracciata e magari, diciamo, finiscono con risultare eccedenti sul lavoratore per certi aspetti in un contesto in cui altre necessità, altre tipologie di bisogno rimangono in qualche modo escluse, no? da copertura. L'idea, questo è un progetto su cui insiste molto in particolare il Ministro Locatelli, è quella invece di cercare di avere un quadro il più completo possibile e di mettere a sistema le risorse, è un po' quello che si è fatto anche con l'assegno unico, no? Voi ricorderete quante erano le forme di bonus che in qualche maniera venivano erogate, che sono confluite nell'assegno unico, perché bisogna arrivare ad avere delle prestazioni unitarie che abbiano una entità, una dimensione capace in qualche maniera di fare la differenza, piuttosto che tanti rivoli di prestazioni differenziate che poi singolarmente considerate non spostano l'equilibrio per la famiglia o per la lavoratrice o il lavoratore. Ecco, per cui voi siete abbastanza ottimisti, diciamo, dal vostro osservatorio che quest'anno un qualcosina in più le famiglie o anche i singoli vedranno in termini di rientro e anche di incentivo in qualche maniera a tenere duro in questo momento complicato. Allora noi intanto con quello che abbiamo cercato di descrivere, in particolare gli interventi, diciamo, di recupero del potere d'acquisto legati agli incrementi contrattuali e ai premi di produzione, premi di risultato, alle condivisioni e partecipazione agli utili, vanno nella direzione comunque di dare un sostegno che sia percepibile dal lavoro dipendente in particolare, no? Così come la rottamazione quinquies tipicamente riguarda lavoro autonomo o comunque può essere di sostegno per le aziende e quindi tradursi in un liberarsi di risorse che può essere utilizzato in quella chiave. Come dicevo, è stata una legge di bilancio non semplice per quelli che sono appunto, e non è la prima, nel senso che veniamo da un filotto di leggi di bilancio così, ma semplicemente perché eravamo in procedura di deficit importante, no? Avevamo eredità del periodo Covid e soprattutto legate alla grande dimensione della spesa raggiunta anche per effetto del super bonus che dovevano essere in qualche maniera messi in ordine. Sono molto ottimista sul fatto che, come dire, già con l'uscita dalla procedura di infrazione le prossime leggi di bilancio potranno avere interventi più corposi a vantaggio dei lavoratori, lavoratrici, dei cittadini e delle famiglie, però era importante, come dire, avere un recupero di credibilità e soprattutto uscire da queste procedure. Voi avete visto qual è l'impatto, ed è una notizia anche di questa settimana, sullo spread. Ricordatevi che quando parliamo di spread parliamo di un qualcosa che erode, se è troppo alto, la possibilità di, come dire, di portare la spesa lì dove serve, destinandola necessariamente al servizio del debito, no? Quindi agli interessi che paghiamo sull'elevatissimo livello di debito pubblico che ha questo Paese. Ecco perché in una logica di priorità mettere i conti in ordine e ridurre il differenziale di tasso di interesse rispetto agli altri Paesi europei è fondamentale, perché riduciamo quello che spendiamo per interessi, cioè che buttiamo via sostanzialmente, e nel tempo possiamo portare via via ad avere più spazio per interventi che incidano effettivamente su famiglie, lavoratori e imprese. Benissimo, allora noi la ringraziamo come sempre, direttore, di essere stato con noi, di averci dato queste spiegazioni, novità. Ci rivedremo presto perché l'anno porterà anche altre cose, accenniamo velocemente solo al fatto delle novità che riguardano i caregiver, che ci saranno anche a livello fiscale e di agevolazione di queste figure che fino adesso hanno agito sempre un pochino nell'ombra, no? Ma se ne parlerà più avanti e quindi la reinviteremo volentieri a essere nostro ospite. Sarà un piacere. Grazie infinite. Allora noi andiamo di nuovo velocemente in pubblicità e torniamo tra poco. Di nuovo in diretta con l'ultima parte della nostra prima edizione. Ci spostiamo nel Bassanese, dove la nostra redazione ha registrato l'ennesimo caso di predazioni da parte dei lupi, con un allevatore in questo caso particolarmente arrabbiato perché risposte e aiuti non ne ha avuti. Sentiamo.
Buongiorno da Laverda, località qui del comune di Marostica sulle colline. Sono con Simone Costacutta e suo suocero il signor Walter nel terreno di loro proprietà, dove c'è stata l'altra notte una predazione. Qui alla mia sinistra c'è uno dei capi predati, una pecora, più a monte ce n'è un altro in condizioni ancora più drammatiche. Non è la prima volta che vi succede? No, non è la prima volta. 2 anni fa abbiamo avuto una predazione anche in località Rubio di un asino. Quello che è successo l'altra sera è sicuramente lupo, da quello che si capisce dai segni lasciati. Sì, credo proprio di sì, che sia evidente che sia un lupo. Erano presenti stabilmente in questa zona o sono capitati d'improvviso? No, allora, noi non sappiamo che ci siano altre predazioni nell'ultimo periodo. 2 anni fa c'è stata una predazione qui vicino, però poi non abbiamo più sentito niente. La cosa strana è che appunto questo fatto è successo tra giovedì e venerdì, siamo a sabato inoltrato, ma le carcasse sono ancora qui. Come funziona? Spieghiamo come funziona normalmente la procedura, come dovrebbe funzionare. Sì, e mio socio si è accorto ieri mattina alle 9 della predazione. Abbiamo chiamato subito il servizio veterinario, che prontamente sono usciti alle 14 di ieri. Io non sono riuscito a mettermi in contatto con la polizia provinciale competente appunto in questi casi, e solo tramite il sindaco Enrico Costa di Colceresa ieri sera sono riuscito a mettermi in contatto con la polizia provinciale, che mi ha detto che uscirà oggi pomeriggio. Però poi c'è un problema, perché le carcasse da qui vanno spostate oltre che analizzate e verificate. Sì, certo, le carcasse vanno smaltite per una ditta specializzata che uscirà lunedì. E quindi è probabile che possano rimanere qui ancora diciamo nelle possibilità di un'altra predazione? Sì, aspetto oggi pomeriggio capire dalla polizia provinciale dove dobbiamo metterle in attesa appunto dello smaltimento, che sarà lunedì. Diceva che appunto non è la prima predazione. Da quelle precedenti, e qui la buona notizia, insomma, i risarcimenti sono arrivati. Sì, assolutamente sì. Dopo circa 12 mesi mi hanno risarcito l'asino. Adesso stessa procedura per questi 2 capi? Sì, immagino di sì. Adesso attendiamo appunto il verbale della polizia provinciale per poi fare la documentazione necessaria. In questi giorni però lei ha chiamato, anche partendo dal sito della provincia, che è qui la polizia provinciale che deve intervenire per competenza, ma abbiamo provato anche prima, la telefonata è andata praticamente a vuoto. Sì, mi ha confermato il sindaco ieri sera che ci sono dei problemi al centralino, anche il numero di cellulare non risponde nessuno, però da quello che ho capito quello viene attivato solo il sabato e la domenica. Questa per voi è una passione più che un'attività, insomma avete alcuni capi anche di asini, di altri animali. Qual è la difficoltà di gestire questa presenza in collina? Ma allora abbiamo cercato di recintare, come si può vedere, tutti i nostri terreni, però credo che sia praticamente impossibile fare recinzioni alti 2 metri, soprattutto quando si è in collina. Allora attendiamo il recupero delle carcasse, augurandoci che non ci siano altre predazioni. Andiamo comunque lentamente verso la nuova stagione, non ci sono state nevicate, quindi vedremo che cosa porterà la prossima stagione. Ringrazio il signor Simone Costacutta e il signor Walter che ci ha accompagnato. Renzo Rigon la parte tecnica. Da Marostica, Laverda è tutto, a voi. Grazie ai colleghi di Bassano. Allora, in chiusura alleggeriamo con un tema più strettamente culturale. 2025 anno da record per la rete biblioteche di Venezia, e guardando al 2026 il Comune ha annunciato nuovi investimenti. 500.000 di visite in un anno. La rete Biblioteche Venezia chiude il 2025 con numeri da record, tornando ad essere uno dei cuori pulsanti della città. Può essere definito l'anno migliore della sua storia, confermandosi spazio di studio, incontro e partecipazione per migliaia di cittadini tra centro storico e terraferma. Le biblioteche sono state animate da un fitto calendario di incontri, laboratori, letture, musiche e attività per tutte le età, con una presenza crescente di giovani e studenti, obiettivo dichiarato dall'amministrazione.
Martina. È un lavoro importante quello che stiamo facendo, cioè l'idea di dare spazi dedicati alle famiglie, ai giovani, ai bambini, ai lettori, spazi belli, spazi moderni, spazi che dimostrano come c'è voglia e c'è domanda di questo tipo di strutture. Guardando al 2026, il Comune annuncia nuovi investimenti a partire dalla ristrutturazione della Biblioteca di Marghera, destinata a diventare un centro culturale ancora più aperto e attrattivo per le nuove generazioni. Puntiamo a migliorare ancora di più con nuove aperture serali di VEZ, con l'inaugurazione della grande struttura di Marghera che si sta rifacendo completamente il look, diventando ancora più bella e ancora più grande, con l'integrazione col sistema delle ludoteche che saranno completamente rivoluzionate, in particolare appunto Marghera e quella di Villa Groggia a Venezia, e poi puntiamo a investire nelle strutture che ancora non hanno visto un completo rilancio, quindi puntiamo molto su Zelarino, punteremo molto su Zelarino, punteremo su San Lorenzo a Venezia e punteremo anche sulle isole, da Murano a Burano, alla Giudecca, a Pellestrina. Queste dunque le intenzioni, i programmi, avete sentito, del Comune di Venezia. Allora noi ci fermiamo qui per il momento. A me non rimane che ringraziare naturalmente in regia i colleghi Mattia Pizzaia e Marco Gagliazzo, ricordarvi dopo di noi le previsioni del tempo, Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, la rubrica alle 13:45 Agricoltura, dalle 14:15 Cook Academy e dalle 16:15 il cinema con la pellicola Nelle tue mani. È tutto per questa nostra prima edizione e naturalmente non perdetevi i telegiornali di questa sera. Intanto un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.